Grotte, mercoledì 3 agosto, in piazza Umberto I, innanzi al municipio, alle ore 19:30 sarà presentato il libro Un tuffo nel passato dello scrittore grottese Carmelo Luparello. Tra autobiografia, rievocazione delle condizioni di vita di Grotte nel periodo post-bellico e la storia di un'epoca con il ricordo dei personaggi più umili del paese. Modera il giornalista Carmelo Arnone e intervengono il professor Gaspare Agnello, il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Balsamo, la giudice al Tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello e il procuratore di Siena, il grottese Filippo Vitello. La lettura di alcuni brani sarà affidata alla professoressa Franca Vassallo. Ascoltiamo in proposito lo stesso autore, il professor Carmelo Luparello, al nostro telefono. Il libro è in gran parte autobiografico, rievoca un'epoca passata, quella del primo ventennio dopo la fine della seconda guerra mondiale, dove alle angustie economiche faceva da contraltare la solidarietà tra gente accomunata dalle medesime ristrettezze. Un periodo nel quale le persone adottavano naturalmente tra virgolette, quasi come un figlio o un fratello, il compaesano un potocco o malaticcio che non aveva superato la visita medica per partire a seguito dei suoi familiari che si imbarcavano per l'America in cerca di fortuna. Era anche un periodo nel quale capitava che un bambino maneggiasse con emozione e curiosità un nuovo giocattolo trovato per strada e soltanto dopo una potente esplosione e la perdita di un occhio realizzasse che aveva raccolto un residuato bellico. Ma capitava anche che i bambini giocassero a fare la guerra e fossero presi dall'entusiasmo di servire la patria senza costosi e sofisticati congegni elettronici ed informatici, ma partendo dall'attacco degli invasori a cavallo di un vecchio bastone e con sassolino nelle mani, pronto a lanciarle come fosse una bomba. I più grandicelli, almeno quelli più fortunati, erano armati di una pistola a giocattolo. Ma erano anche gli anni in cui gli uomini di chiesa che andavano a braccetto con i notabili del paese, contraddistinti dal cappello di buona fattura, che tanti chiamavano lurrinali, si spendevano per minacciare il fuoco eterno ai comunisti. Ma era per me comunque un'epoca felice, perché la mia famiglia allora era tutta al completo, prima che ad uno i suoi componenti andassero via per sempre. Il libro è anche e soprattutto un omaggio agli ultimi del paese, agli uomini senza storia, personaggi diciamo semplici, umili e contraddistinti da grande bontà, quelli da cui i maggiorenti si tenevano a debita distanza, ma che in realtà hanno scritto giorno dopo giorno con le loro singolarità, le loro stranezze, le loro bizzarrie, ma soprattutto la loro spontaneità, la storia quotidiana di Grotte, e che per questo meritano di essere sottratti all'oblio. Ricordarli è come farli rivivere un'altra volta.